stanno lasciando andare proprio in malora completamente. Proverò a fare una sessione di Spirit Box, vediamo un po' se riusciamo. C'è qualcuno qui? Grazie per avermi risposto. Io sono Lina, sono venuta l'altra volta qua, ti ricordi? Ma come no? Sono venuta l'altra volta, ho parlato con un uomo, una donna e c'era anche un bambino. Non ti ricordi di me? Se ti fa piacere che sono tornata a trovarti. Sono venuta qui perché ho visto che la vostra casa sta venendo giù, nessuno sta aggiustando. Non ti sei accorto? Potreste raccontarmi un po' la vostra storia qui? Perché a me piace sentire le storie delle persone che hanno abitato nelle case. Mi fa piacere parlare con me. Potresti dirmi i vostri nomi? Io mi chiamo Lina, mi sono presentata. Non parlate più? Mi dite come vi chiamate? Non ti ricordi come ti chiami? Sta cadendo, sì, sta cadendo il tetto. Hai visto? Guarda, guarda la casa. Mi piacerebbe che qualcuno la mettesse a posto. Tipo, qualcuno. Sì, qualcuno. Ma voi avete abitato sempre qui? Siete nati in questa casa? Mi dite l'anno in cui siete nati? In che anno siete nati?
Che anno siete venuti ad abitare qui? Lavoravate per i conti? Questa casa era del conte? Ciao! Chi ha pianto? Ecco cosa. C'è un po' troppa radio, vero? Va bene così? La frequenza? Riuscite ad agganciarvi così? Siete insieme voi? Ma voi chi? Voi lavoravate per il conte? La guerra? Che guerra? Mannaggia, scusate, sbaglio lo specchio. Voglio stare con te, inseguire con te. Adesso è partita la radio. Ok. Stavate dicendo che lavoravate per il conte? Della guerra? Cosa potete dirmi della guerra? Voi avete combattuto? Contro chi? Contro chi? Chi hai incontrato? Vediamo.
C'è qualcuno? Qui dove? Signore. Volete che vada via? Volete che vado via? Mangiare la pasta rigata. Con cui da Roma. Mi piace poco. Auto è pronto. Scusate, non sono io. Con questo buio non riesco a vedere cosa faccio e metto la radio. Ok, va meglio così? Riuscite a rispondermi meglio? Proviamo a usare un altro strumento, che dite? Magari l'Ecovox? Volete provarlo? Lo proviamo? Dai che proviamo, chiudo questo, ok? Ok, dai, chiudiamo. Che magari anche meno confusione. Ok. Qualcuno mi sente? Potete usare questo strumento? Che fa meno confusione dell'altro. Vi trovate meglio? Mi dite il vostro nome? Che l'altro... Come ti chiami? O come vi chiamate? Tu lo sai come mi chiamo? Ve l'ho detto prima. È per vedere se lo strumento funziona. Mi dite il nome mio. Come mi chiamo io? Come mi chiamo io? Parlate tranquilli, perché anche se non sento adesso, poi a casa vedrò con degli strumenti adatti. Voi come vi chiamate?
Mi potete dire che cosa pensate della situazione attuale in Italia? Mi raccontate un po' della vostra storia. No, però parlavate di più con la Spirit Box che con questo. Vi trovate meglio con l'altro? Mi potete parlare della guerra, che stavate dicendo prima qualcosa sulla guerra? Voi avete combattuto? Contro chi? Cosa pensate degli italiani attuali?